Di fatto un albero di Natale è tale o con le luci o con gli addobbi. Questo albero non ha né luci né addobbi, quindi non è altro che un mozzone d'albero buttato per terra che serve soltanto a spendere denaro pubblico. Aprite qualunque dizionario, alla voce albero di Natale troverete invariabilmente la definizione abete addobbato. È dunque una questione ontologica quella posta dal consigliere di Prima al Veneto Alessandro Vianello riguardo al presunto albero di Natale piantato come ogni anno al Parco della Bissuola, ma stavolta niente luce e nemmeno l'ombra di un festone. Quindi abbiamo avuto per tutto il periodo natalizio un albero che di fatto non ha fatto il proprio lavoro, quindi illuminare le notti di Natale. Non è la prima volta che lo sventurato abete finisce nel mirino dell'ex capogruppo leghista in consiglio comunale. Una polemica che ormai si presenta puntuale ogni anno, come il panettone o le lamentele sulla scarsa vendita di articoli da regalo. 3 anni fa ho sollevato la questione dell'albero del Parco della Bissuola quando è stato installato ed illuminato sin da dicembre, ma le luci sono state spente solo dopo la mia interrogazione a febbraio inoltrato. L'anno successivo ho sollevato la questione che quest'albero veniva ripetutamente piantato senza radici ogni anno e quindi era una spesa assolutamente inopportuna, quindi bastava semplicemente installare l'albero con le radici e ogni anno potevamo avere un albero fisso da addobbare.